Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buon pomeriggio. Apriamo il nostro notiziario parlando della tragedia degli incidenti dell'autobus a Mestre. Attualmente risultano ricoverati presso gli ospedali del Veneto 15 pazienti coinvolti nell'incidente, dei quali 3 minorenni. 10 di loro sono in reparti di terapia intensiva, 4 nei reparti di chirurgia, 1 in pediatria. Per quanto riguarda gli ospedali del Veneziano, a Mestre sono ricoverati 5 pazienti, uno dei quali in condizioni critiche, 2 in condizioni discrete e 2 in decorso regolare. A Dolo un paziente le cui condizioni sono migliorate, a Mirano uno le cui condizioni sono migliorate e che verrà dimesso oggi dalla terapia intensiva. Cambiamo argomento. Nei giorni scorsi la squadra investigativa del commissariato di Mestre avrebbe identificato e successivamente denunciato all'autorità giudiziaria 2 cittadini stranieri, sospettati di aver compiuto svariati furti, almeno 6 dall'inizio del 2023, in tutto il territorio nazionale, adottando il medesimo modus operandi. Gli stessi infatti avrebbero fatto ingresso in alcuni supermercati nel normale orario di apertura al pubblico, individuando un registratore di cassa in una postazione priva di operatore e probabilmente utilizzando un passepartout da loro realizzato sarebbero stati in grado di aprire il registratore di cassa stesso, senza dover lasciare alcun segno di effrazione, e ne avrebbero asportato il contenuto. Così i 2 sarebbero stati in grado di sottrarre ed impossessarsi di svariate migliaia di euro in contanti. E la sala operativa della Polizia di Stato di Venezia è intervenuta a seguito della segnalazione di un cittadino che aveva rinvenuto materiale bellico, verosimilmente appartenente alla Grande Guerra, mentre eseguiva dei lavori nel suo garage. La segnalazione attivava immediatamente l'equipaggio di volante terrestre, che accertava la presenza in alcuni contenitori di plastica di bombe a mano e di mine, e procedeva all'attivazione della squadra artificieri. Gli specialisti, giunti sul posto, dopo aver verificato le condizioni di sicurezza di conservazione, procedevano al sequestro di numerose cartucce per arma lunga, per arma corta e di bombe a mano, alcune dotate ed altre prive di congegno di attivazione. E nel pomeriggio del 30 settembre scorso i carabinieri di Mestre hanno riconosciuto nei pressi del centro città un cittadino tunisino sul conto del quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in aggravamento all'ordine di presentazione alla polizia giudiziaria, al quale l'uomo non aveva mai ottemperato. L'uomo era stato arrestato lo scorso giugno quando, durante i servizi svolti nel quartiere Piave, era stato fermato dopo aver occultato una dose di cocaina e visto ingerire degli ovuli, rivelatisi poi contenere droga. Dopo essere stato fermato e portato in caserma per gli atti di rito, l'individuo è stato portato nella casa circondariale di Venezia. Più di qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.